L'anno scolastico 22-23 ricomincia e con l'anno ricominciano le nostre energie, le nostre aspettative, le nostre promesse, ma soprattutto il nostro dovere, che è quello che ci muove e ci spinge in avanti per dare garanzie ai nostri bambini dell'Istituto Comprensivo San Giorgio. Siamo reduci da un biennio abbastanza impegnativo, tosto, che ci ha visti veramente impegnati e forse diciamo anche massacrati, no? Cioè abbiamo dovuto rimettere in discussione tutto, la scuola, la relazione, l'impatto, l'emotività. E ora che tutto questo insomma va a scemare, va un attimino a rallentarsi, noi ci vogliamo riprendere un po' tutto quello che ci è stato tolto. La nostra scuola, oggi ci troviamo al Comprensivo San Giorgio del plesso Borsellino, un plesso che è bello, chi entra rimane irretito da colori, da spazi e tuttavia è un plesso che ancora deve essere completato. E quindi noi cosa ci vogliamo riprendere? Ci vogliamo riprendere tutta la gioia degli alunni, la relazione, i nostri volti interi senza mascherine, ci vogliamo riprendere anche quella fiducia degli enti locali che ci devono completare questo plesso, perché i nostri alunni possano avere la palestra, perché possano avere l'auditorium in cui svolgere le loro attività belle, costruttive, che continuiamo a fare, ma le facciamo ricavandoci gli spazi che non sono proprio quelli previsti. Noi siamo qua in un guazzabuglio di idee, un guazzabuglio di aspettative, di obiettivi, inclusione, eccellenza, internazionalizzazione, obiettivi da raggiungere, e però alla base di tutto questo c'è la priorità che è il nostro dovere di essere scuola, insegnanti,